Non sono un tradizionalista, né non dico di tornare ai messaggi attraverso il piccione, Mh. però io uno sguardo ogni tanto fermarsi a guardare i piccioni Non sarebbe male. consiglio di farlo, ecco. Mh. H, mi sa che mi faccio la doppia H. Così. Dargen, che bello Eccoci. partire con un applauso e con un ciak dal Ciao, vivo. Ciao Dargen, buongiorno, buongiorno. bentornato a Radio Buongiorno. Popolare, bentornato. Grazie dell'ospitalità nuovamente, no, Tornato perché doppia non è sai, non è garantito. Se No, vieni una volta poi potresti non dici no risultare particolarmente simpatico. simpatico, e invece questo significa Bravo. che È già sai è un periodo di grosse insicurezze su noi stessi, essere reinvitati già non è è neanche la seconda volta, forse no, sarà almeno la l'ultima volta quarta. sì, l'ultima volta abbiamo fatto 2 o 3 di fila, Quindi figurati. capito? A un certo punto abbiam detto: prendiamoci una pausa." Tu hai smesso Di di far uscire riflessione? beh sì, tu hai riflettuto parecchio, mi Sì, sì, pare. sì, ho riflesso Hai molto, ho riflesso. riflesso, hai riflesso, e adesso è uscita doppia mozzarella, perché giustamente non ci vediamo da un po', bisogna arrivare con un doppio carico. Sì, con un disco. Con un disco, Se con tu un dici, disco se quindi nuovo. sei qua venuto solamente per fare promozione. Allora vieni solo per fare Non è vero, intanto promozione. ti faccio notare dal retro della Sì, copertina che il muro sì. alle mie spalle è ispirato a questa console, a questo tavolo. Io ti Non so ringrazio. se noti che il colore è perfettamente È Esatto, uguale, lo è in stesso palette pantone. totale, incredibile. Grazie Ho Dargen fatto per questo ho fatto omaggio. tante copertine per ogni Quante radio che ho radio. visitato, sì. Esatto. Giusto. Una sbatta assurda perché hai dovuto coordinare anche la camicia. No, è tutto con l'intelligenza artificiale. Oggi Lui sì, raccoglie esatto. le informazioni dalle fotografie degli studi delle radio E le e sistema. stampa. Potevi fare insomma un effetto e invece hai voluto dire: "Vabbè, grazie all'intelligenza artificiale", hai un po' giocato ti sei No, giocato non è questa vero, diciamo carta. che non è vero quello che stiamo dicendo. È Prima un ci hai caso, è scherzato. casualità, È un caso. che le persone credono a tutto oggi, Mh, quindi posso dire sì. E tra eh, l'altro, vabbè, un po', si è portati a credere a tutto, un po' intelligenza artificiale a parte, ma anche bombardamento continuo di notizie, di opinioni travestite da notizie. di bombardamenti Di anche. Esatto, bombardamenti veri e propri. troppo reali, è difficile anche un po' districarsi tra tutto quello che ci arriva. Vabbè io, proprio parlerei di doppia mozzarella anche in questa chiave qua, Certo, nel senso che contiene tante cose, come al solito contiene, ehm, tante letture della realtà in cui siamo immersi, perché è complessa ed è, giustamente, ehm, ti espone a tantissimi stimoli e spunti diversi. Ehm, Tra l'altro alcuni brani, come sempre accade, hanno anticipato l'arrivo del lavoro. Volevo chiederti quanto tempo ci hai messo a tirarlo fuori nel suo insieme proprio, doppia mozzarella. allora diciamo, nell'arco dei 2 anni, Mh. più o meno. Poi la lavorazione, finalizzata alla pubblicazione del disco è durata 1 annetto. Quando ho scattato questa fotografia, non sapevo che sarebbe diventata la copertina del disco, ma l'ho utilizzata proprio perché questa fotografia l'ho scattata quando usciva a centri commerciali, Mh-mh. 1 anno addietro più o meno, e in quel momento, riascoltando le idee che avevo, mi è parso che avessi preso una strada, non so se è Mh. giusto o sbagliato, però mi sembrava che le cose avessero preso una strada, e quindi ho detto: "Ah sì, centri commerciali potrebbe essere il primo brano Mh. effettivamente di questo nuovo corso". E quindi 2 anni, ma 1 anno con l'obiettivo, Mh. che è tanto. Tu dici: "Ma perché ci impieghi 2 anni se adesso un album dura 1 settimana, 2 settimane quando va bene?" Tu mi Mh. stai pensando questo, hai detto: "Guarda Incredibile, ormai abbiam sviluppato questa telepatia. questo Beota, questo". Ma perché? Me lo son chiesto, del resto, se mi tolgo la creatività, il lavoro di produzione del disco, non è che mi rimanga molto nella vita. Certo. Adesso detto così sembra un'immagine triste. No, ci sono tante altre cose, però a livello di creatività, la vengo da un mondo nel quale l'album, aveva un significato importante perché ti permetteva di affrontare, il tuo modo di creare Mh. da diversi punti di vista.
è un po' svanita questa necessità, perché diciamo che le soluzioni musicali si sono un po' avvicinate tutte, si sono un po' appiattite anche a causa dei sistemi di distribuzione della musica cosiddetta liquida. Però per me ha ancora un valore, perché mi permette di raccogliere ehm, senza strumentalizzarli, senza utilizzarli all'istante, di raccogliere un po' di sensazioni che ho accumulato e di cercare di dipingere a parole un quadro verosimile di quello che mi è passato per il cervello e per l'anima negli ultimi 2 anni. Mh-mh. Dicevamo 2 anni non lo hai detto, non sono un lasso temporale, così, ristretto, soprattutto adesso. D'altro canto, al netto della tua fase creativa, la tua vita mi pare abbastanza, cioè sei uno che viaggia tanto, e questa cosa insomma la racconti, c'è stato del Giappone in mezzo. Ehm, Quanto per esempio viaggiare ti è servito a fare un po' il punto su qualcosa che, è vero, ci è voluto 2 anni a raccontare, però a telecamere spente prima dicevamo, ormai, diventa tutto oltretutto vecchio immediatamente, per cui è anche difficile stare, al passo con quanto accade. Allontanarsi da lì, cioè per chi come me è profondamente innamorato di questo paese e di questa epoca, allontanarti e sospenderti e cercare di guardare le cose da un altro punto di vista, chiaramente ti aiuta a farti un'idea, Mh. perché quando hai le cose troppo vicine è difficile leggerle. Quindi sicuramente mi ha aiutato. Poi questo è un disco che è strutturalmente incentrato su questo rapporto uomo-macchina che sta Mh. per diventare macchina-uomo, che è cioè, Mh. Ai Ai che apre e Ipertesto che chiudono sono 2 modi di vedere, diciamo, la stessa questione, le stesse riflessioni sul percorso digitale dei miei dati nell'etere. Quindi sicuramente è un disco ehm intenso da scrivere, Mh. e spero anche intenso da ascoltare, però, intenso. Quindi avevo necessità di fare delle riflessioni un po' più ampie, che mi permettessero anche di guardare le cose con un po' di distacco. Mh-mh. E forse al mondo d'oggi serve anche, visto che siamo sempre bombardati, come dicevamo prima, di informazioni, prendersi del tempo per costruire poi un qualcosa e trasmettere un qualcosa anche agli altri, forse è la cosa più importante. Sì, che poi è, ehm, tentare di capire quello che ti succede. Cioè, oggi Mh. facciamo fatica proprio ad avere il tempo per connettere i punti, per connettere i pensieri, perché siamo, ehm, anestetizzati, se vogliamo Certo. utilizzare un Sì. eufemismo, stavo pensando rincoglioniti di informazioni, ehm, e quindi io sono il primo che mi sono dovuto fermare un attimo per dire: non ho più la capacità di distinguere quello che è una mia necessità da quella che mi viene suggerita, e da Sì. qui, Chiaro. il titolo Doppia mozzarella, che la mozzarella è una cosa per me, è difficile rinunciare alla mozzarella Sì. per me, perché la soffro, come dicono oggi i giovani. Mh. Giusto? Giusto, giusto, Lo ti dicono? soffre, Ti dice ti soffro, soffro, ti esatto, ti soffro. soffro. Questo è La soffro, ed è per questo che mi rendo conto, soprattutto quando mi lascio convincere ad esagerare con la mozzarella di sera, che non è una mia esigenza, e il mio organismo mi consiglia anche di ritornare all'equilibrio Mh. perfetto, al bilanciamento degli ingredienti della classica margherita. Infatti, doppia mozzarella, che è la tentazione in cui ogni tanto, ogni poco purtroppo cado anche io con i risultati di qui sopra, dà proprio un po' un'idea di ridondanza. Prima parlavamo anche di questa cosa, dell'essere continuamente, immersi in un continuo flusso, e c'è questa cosa anche dell'essere, quasi obbligati a non riuscire a connettere i puntini, perché quello che ci viene chiesto invece è una continua reazione immediata. Quanto riuscire a vedere le cose invece da fuori, no, ha avuto un effetto magari pratico su di te, sul tornare a immergerti in 'sto delirio con un pochino più di, come dire, capacità di capire che si può guardare le cose con distacco.
Beh, è quello che è il tentativo che ti porta ad incorniciare un disco, a eh, fermare il tempo nel quale stai vivendo, fermare tra virgolette, perché poi nel momento in cui lo fermi sei già un secondo dopo, ma ad avere quantomeno un'idea di quello che ti sta succedendo, raccontarla dal tuo punto di vista che poi è condiviso dal prossimo, perché poi le sensazioni che proviamo anche quando noi pensiamo che siano uniche, particolari, ricercate, poi sono identiche a quelle che prova il tuo Mm. vicino di casa. Il tuo vicino di casa no, però il vicino di casa del tuo vicino di casa, che Che sei sei tu. sempre tu, Sì, esatto, quindi per cui un po' grazie al cazzo. funziona, Esatto, funziona. funziona. Volevo chiederti anche questa roba qua a proposito di idee condivise, perché una cosa che mi ha colpito di quando è uscito il primo singolo, Centri Commerciali, è che tipo credo lo stesso venerdì è uscito un singolo dei Ministri che aveva lo stesso concept, ma proprio lo stesso concept. Ed essendo due realtà musicali che io seguo e ammiro moltissimo, oltre che conosco bene, ho pensato ci deve essere qualcosa nell'area, qualcuno ha colto una chiave di lettura, è arrivato un pelino prima a qualcosa che forse dovremmo tenere presente e di cui dovremmo fare tesoro. Volevo chiederti qual è il tuo rapporto oggi con la fruizione dell'arte degli altri, cioè riesci ancora a trovarci dentro degli stimoli per te, delle chiavi di lettura che ti possano arricchire? Sì, soprattutto con tutto ciò che evita di essere per forza al passo coi tempi, che Mm. è un po' la tendenza che abbiamo, cioè di vivere costantemente in un presente raccontato come futuristico, e quindi io faccio un po' fatica a stare per forza al passo coi tempi, proprio faccio Sì, fatica, io sì, sì. Certo. non riesco. Ho anche scelto di evitare di informarmi, anche di aggiornarmi, esce così tanta musica che faccio una missione di colpa. Io ero uno che non riusciva più a godersi un album, che era ormai abituato a skippare prima di essersi fatto un'idea effettivamente sul brano, e quindi mi impongo magari di ascoltare o cose che già conosco e di farmi l'esperienza, mi ascolto tutto un Mh-mh. disco, oppure prima mi preparo una playlist di cose che mi possono interessare e me l'ascolto tutto. Quindi mi sono forzato, e in questo da una parte riconosco che non posso più ascoltare tutto quello che esce, anche perché adesso voi lo saprete meglio di me, ma non so se voi riuscite no, Credo sia ad impossibile, essere aggiornati Ci totalmente. proviamo, ci si prova, ma è praticamente impossibile, Impossibile. certo. anche perché se vuoi parlarne, fare il lavoro che fate voi, devi ascoltare, non Sì. basta un No. ascolto superficiale. Io racconto sempre di quando ero giovanissimo, adesso non sono più giovanissimo, ma mi sento ancora sufficientemente giovane da ricordare in maniera abbastanza lucida di quando io sbagliavo a comprare un disco. Compravo un disco e lo compravi un po' Alla cieca. sì, Eh sì, sì, al buio, perché non avevi la possibilità di fare dei preascolti certo. come oggi, eccetera. E quindi ti facevi un'idea, e se quell'idea fittava, si dice fittava, no? Sì, 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 certo. Cioè, vedi come parlo? Vedi Lo che sono slang giovane, vedi che sono giovanile, ce l'hai, ce l'hai. giovane. Se fittava con la tua predisposizione nei confronti della musica in quel momento, lo acquistavi, e poi ti capitava magari di acquistare un disco che all'istante, immediatamente, non era soddisfacente, Però perché non era come te lo aspettavi. Però a me l'avevi acquistato e dovevi ascoltarlo almeno avevi un mese di tempo per fare amicizia, per entrare in quel progetto musicale, per capire quali erano le volontà, i tentativi il viaggio anche. e quindi poi il terzo giorno avevi solo quello, di nuovo se no dovevi ascoltare le cose vecchie, e il quarto giorno cominciavi a trovare qualcosa, poi giorno dopo giorno scoprivi, ma davo al disco almeno un mese. Mh. Che se pensi poi che una persona magari ci ha impiegato 2 anni, adesso non parlo di me, però parlo anche di me, ha impiegato 2 anni per fare un disco, devi dedicare un po' di tempo per Sì. tentare di entrare. Nel viaggio. Un Sono frequenze, quindi comunque ti devi Sì. dare la possibilità di Chiaramente. entrare in risonanza, non puoi chiuderti se tu in quel momento sei su un'altra frequenza. Frequenza. Mh.
Invece noi siamo sulle frequenze di Radio Pop, Esatto. E questo è lo skit Da dell'anno tenere, esatto. prossimo. anche se non si dicono più le frequenze oggigiorno, perché No, no, su Radio Popolare, Radio Popolare, figurati, a voglia. esatto. 107.6 di Radio Popolare. 50 anni quest'anno. 50 anni, sì. portati veramente Sì, in maniera egregia. esatto, è una radio in cui non si ha paura di usare il verbo fittare, nonostante i No, 50. esatto. Io volevo tornare un pochettino al discorso di prima invece Sì. sul fatto di prendersi del tempo, no? In una società e una città come quella di Milano, qual è stato il tuo processo per prenderti del tempo e estrapolarti da questo contesto? Perché comunque anche il mercato discografico è un mercato che corre. Tutti è una città in cui si corre molto. Come hai fatto, cioè, proprio il processo per arrivare ad avere consapevolezza di dire mi prendo del tempo per me stesso? Corretto, esatto. Prima devi arrivare ad avere questa consapevolezza, a capire che intanto io non sono fatto per rincorrere, non sono proprio in grado, perché nel momento in cui penso di fare una cosa che è attuale, prima di compiere il gesto sono già partito per una serie di pensieri laterali che mi fanno poi ricredere sulla volontà di essere per forza al passo coi tempi, perché poi sono dei denti, sono degli ingranaggi. Stare al passo coi tempi è anche una cosa che magari se sei in ritardo, sei al passo coi tempi di una cosa che c'è stata prima, o magari sei al passo coi tempi di una cosa che ci sarà dopo. Ma essendo già la vita abbastanza complessa, preferisco fermarmi un attimo e utilizzare degli escamotage tipo perdere il telefono, fingere di aver perso il Ok. telefono. Adesso lo stiamo dicendo, fingere di aver perso il il telefono. telefono. No, non l'ho finto, l'ho perso davvero. E quindi, sai, ti prendi un po' di tempo, eviti di essere per forza reperibile 24 ore al giorno, perché anche questa cosa qui, obiettivamente... Questa roba di... Cioè io... Allora, secondo me a un certo fine... io sono proprio il contrario. Io sono nella realtà deperformativo. Sì. Io rispondo in ritardo, mando vocali lunghi, io faccio tutte le stronzate per cui oggi in realtà ti vengono... Vieni giudicato. Vengono messi Vieni dei sensi di giudicato. colpa sociale. Ah, vieni no? Per cui giudicato, è vieni così, giudicato. è così. Vieni red flaggato. Esatto. Bravo. Oh, ci siamo. Vieni red flaggato. Alla fine dà un voto. No, Però certo, adesso certo. io adesso non sono un tradizionalista né reazionario, non dico di tornare ai messaggi attraverso il piccione, Mm. però io uno sguardo ogni tanto, fermarsi a guardare i piccioni, Non sarebbe male. consiglio di farlo, ecco. Mm. Chiaro. C'è una sensazione che sembra pervaderci tutti ultimamente, che è l'ansia. Pare sia il male del nuovo secolo. Qual è il tuo rapporto con l'ansia? Perché in realtà non è la prima delle cose che traspare dal disco. Sembra in molti passaggi che tu riesca a offrire un po' una boccata d'ossigeno anche rispetto a quanto accade. Che tipo di... cioè è una cosa che avverti intorno a te o in alcuni casi magari anche in te? Avverto una profonda inquietudine, l'impossibilità di prevedere quello che succede e una sensazione di oscurità che aleggia sulle vite di tutti noi. E quindi questo credo che porti uno stato di ansia generalizzata, ma le possibilità di risolvere ci sono. Cioè, intanto cominciare a fermarci, a guardare le cose da un punto di vista personale, riflettendo noi senza che ci vengano imboccate le sensazioni, e quindi cominciando a ragionare con gli stimoli, ma dal nostro punto di vista, e poi agendo, facendo delle cose, smettendo che le cose vengano fatte dal nostro punto di vista, agendo. Le azioni sono l'unica cosa che abbiamo e utilizziamole. Agendo anche facendo delle cose di meno, per esempio abbandonando questo oggetto che abbiamo tutti in mano, Che è il telefono. Esatto. che è il telefono, e smettendola di affidare agli altri la responsabilità delle nostre scelte, andando a votare, per esempio, come è successo qualche tempo fa, recuperando uno spirito collettivo, insomma, facendo, vivendo,
continuando a fare... Ed è per questo che tu mi dici, perché non l'hai fatto con l'intelligenza artificiale, che ci avresti messo 20 minuti, un disco così, invece che 2 anni? Per questa Perché volevo fare, sì. grande. Giusto. È il mio Dargen- ultimo disco senza intelligenza artificiale. Questa è una dichiarazione Annuncio, esatto. importantissima, un Ah, annuncio perché poi non voglio neanche cioè non voglio neanche fare quello che il rimane fuori reazionario, che per sì, forza, prima o poi proverò a il fare... luddista, no, invece prima o poi Proverò magari utilizzando delle intelligenze artificiali, magari ai primi stadi, quelle del, non so, del, facendo due- tornare- del, esatto, del del 2023, 2022. 3, 2004. 4, esatto. Senti, ci siamo sentiti subito prima di Sanremo. Ci siamo sentiti al telefono subito prima di Sanremo. Forse era già lì, eravamo già lì. Tu eri già lì. Già lì, sì. Ero già lì, Era come- già lì, eri già lì. E Sanremo è una cosa che sta ritornando, no? Un po' in concomitanza con l'uscita dei tuoi dischi. Ci hai raccontato di questi 2 anni di lavoro su Doppia Mozzarella. Come mai l'idea di portare a Sanremo un brano un po' per accompagnare l'uscita di questo disco? Ma ci sono almeno 2 discorsi da fare. Uno, quello più schiettamente promozionale. Mm. Ovviamente quando lavori con una discografica che cerca di promuovere il tuo lavoro, non essendoci in questo momento molti canali per fare promozione ad un album, cioè la musica è o il brano estivo Mm. oppure Sanremo. Io non sono proprio... non sono naturalmente portato, inclinato verso i brani estivi, anche se mi è capitato di pubblicare della musica anche d'estate. E quindi nel momento in cui stavamo lavorando al disco, stavamo chiudendo, c'era un brano che effettivamente aveva una forma diversa dal resto del disco, perché c'era quest'idea di citare i tardi anni 70, che sono un momento metaforico per me molto importante dell'avvento del computer, che ha cominciato, come si diceva al tempo, come si dice anche oggi, a rovinare la musica, no? Mhm. E quindi mi sembrava interessante per raccontare un'urgenza, che era quella di un allarme, un'inquietudine nei confronti di una leggerezza con la quale affrontiamo la deresponsabilizzazione attraverso la macchina. Non c'era ancora stato il primo bombardamento attraverso la I, che Sì. è avvenuto quando io ero ancora a Sanremo, quindi Sì. figurati, mi è risultato subito anacronistico il brano. Però avevo questo brano, ho detto io provo a presentarlo, mi suonava anche un po' come un jingle di un programma tardi anni 70 della Rai, ho detto io provo a presentarlo, se è una cosa che può interessare, e mi hanno preso. E invece volevo parlarti un pochettino dei giovani. Sì, Esatto, di me, ci siamo. di noi. Esatto, Voi di due, noi, io- di noi. Parliamo Esatto. tra- E un po' l'hip hop anche che stanno portando queste nuove generazioni. Secondo te quanto hanno e quanto dovrebbero raccontare di più quello che succede nella società odierna e nella società di oggi? Perché secondo me molto spesso si perdono un pochettino dietro a quello che dicevamo prima del mercato discografico, del rincorrere sempre i numeri anche a causa di piattaforme digitali. Volevo chiederti quanto invece potrebbero fare di più loro da questo punto di vista. Beh, se adesso parlavamo di Sanremo, se noi reputiamo Night safe giovani, sì, perché Sì, sì, dai, sì. hanno portato brani che raccontavano Night più l'interiorità e Safe più l'esteriorità, però del presente in Italia, ed effettivamente sono 2 artisti rappresentativi delle migliori modalità di promuovere musica in italiano oggi, cioè musica che racconta dell'Italia, che racconta degli italiani. Quindi, ecco, a giudicare da quello che vedo io, che ho intorno io, c'è la volontà di essere chiari, di essere netti e di parlare con i propri simili. Io la vedo, non vedo per forza solo la rincorsa del contenuto. Poi c'è anche quello, anche perché i più giovani sono cresciuti in questo ambiente, in un ambiente che è fatto di
musica che può essere anche dimenticata per un attimo, perché viene veicolata da delle immagini che sono più forti delle scelte musicali, capito? Quindi Certo. questo è anche parte del gioco nel quale ci troviamo a vivere oggi. Mi sembra anche che, vabbè, tu hai sempre avuto, no, la parola tra gli strumenti che hai più amato utilizzare anche attraverso l'ironia, attraverso testi a volte lunghi, a volte lunghissimi, e molto ricercati. Mi sembra che dopo un periodo, tecnicamente, parlo di tecnica senza apporre giudizi, perché per carità, anzi, certe cose le ho anche molto, molto apprezzate. Dopo un periodo legato un po' alla trap in cui, ehm less is more, cioè, si diceva più cose con molte meno parole. Ora la scena rap più giovane stia tornando anche tecnicamente un po' più al rap e quindi molto più alla parola. 2 li hai nominati, tu, però gli artisti giovani, un Kid Yugi, cioè sono tanti che un po' riscoprono questo tipo di strumento. Volevo chiederti, 1, tu li ascolti? Cioè, ascolti ancora quello che esce, nella scena rap italiana? Ascolto, per curiosità e perché io poi, Mh. sono proprio fan del genere, cioè io Mh. sono proprio fan dell'hip hop e sono curioso di vedere e ascoltare le evoluzioni che ha fatto questa musica. Evoluzioni nelle quali c'è sempre stato un alternarsi, di temi più leggeri e di festa, e di cose più pesanti, e quindi anche tutto l'isterismo Mh. gangsterista, eccetera. Ed è sempre stato così, ma dalla fine degli anni '70 nei party, nei Sì, block block party. party, c'era questo, c'era la volontà di alleggerire, una serata in quartieri molto difficili, e poi si è propagata questa tendenza ad alternare i momenti, no, quindi gli anni '80, però poi The i pub Message, ma poi certo. i Public Enemy, insomma c'è sempre stato questa bipolarità, e credo che sia naturale ritrovarla anche in Italia. Noi abbiamo in qualche modo importato tutto il pacchetto, spesso non abbiamo neanche fatto lo sforzo che magari facevano in altre parti del mondo di, ehm, quantomeno avvicendare la musica d'origine con la nostra, Mh. tentando di fare delle fusioni. Noi siamo stati anche, abbastanza pigri da quel punto di vista, però a livello di testi invece abbiamo sempre cercato di raccontare con i nostri colori, la Mh-mh. realtà. Mi veniva in mente la rima a questa musica americana infiltrata come Gladio, Esatto, esatto. non mi ricordo chi la diceva. Sì, sì. Uno bravo. Ehm, Adesso c'è la domanda che facciamo un po' a sì, tutti gli ospiti qui doppiacca. Allora, il tuo piatto preferito non te l'ha fatta questa volta perché te ovviamente l'ho tu già chiesto sei... 12 volte. Esatto, io non lo so però fa niente, andiamo avanti. Fa Sì, niente. oddio, ma tanto Eh, abbiamo gli archivi e le Abbiamo gli trascrizioni. archivi sì, a voglia. esatto, Guarda, me la le recupero. mie risposte alle cose diverse erano olive e albicocca, quindi Beh, non è se cambiato. sai che no, posso aggiungere anche che in questo momento, ci faccio colazione Con le olive? No. quasi hummus. Ah, Ah, buono. ok, ok. Tanta roba. Ci sta, Quella carino. colazione non so se riuscirebbero. Però Eh, sì, hummus tanta Dipende. roba. cioè devi volerlo, devi Devi volerlo, volerlo. è Certo. una di quelle Soprattutto cose devono che devi volerti molto bene le persone, devono volerti le esatto, esatto. Però la domanda che facciamo recentemente agli ospiti è: c'è un qualcosa che disseresti, ovvero una roba che ti dà fastidio, che In non questo ti periodo piace, anche nella tua storico. quotidianità, per esempio, non so. Dir la guerra è troppo facile. no, no, Gliela poi togli già. anzi figurati Sì, io, sì. l'obbligo all'approssimazione, essere obbligati ad accettare l'approssimazione, invece di tentare di prendere un po' più tempo e dedicarsi ad un argomento, ed affondare le radici in una riflessione un po' più profonda che permetta alle persone di trovare dei punti in comune, Mh, ecco, invece di fare le cose un po' in fretta e un po' per tifo, per squadre. mh. E secondo te potrebbe essere una conseguenza anche dell'intelligenza artificiale, questa cosa che hai detto? Cioè l'approssimazione, nel senso, mi informa anche in modo approssimativo, tanto ho GPT, ho i vari Diciamo che strumenti. secondo me la popolarità dell'intelligenza artificiale è una conseguenza anche di una nostra tendenza alla pigrizia, ehm, e anche di una tendenza alla paura.
alla paura, che aiuta molto a vendere prodotti, a vendere programmi politici e, Esatto. e a semplificare molto le cose. Chiaro. Sì, anche a spingerti, no, allo schieramento o bianco o nero prima del ragionamento. In tantissime dinamiche oggi c'è anche questa cosa, oltre che la paura, la necessità di essere veloci, continuamente veloci e quindi un po' performanti, oltre che performativi. Ma per andare dove? Per andare dove? Ecco. Questa è la domanda. È quello che si perde un Sì. po', no, la big picture, come direbbe qualcuno. Prima di arrivare in fondo O e la zucchera, chiederti intendi? bravo, bravo. Che salutiamo. Salutiamo Paola, ciao Paola. Volevo dirti, prima di arrivare in fondo ti chiederemo il pezzo non hip hop con cui chiudere questa Bello. tanto esatto, è sempre così. Volevo chiederti, l'hai detto, l'hip hop è ancora una cosa che mi appassiona molto. A livello rap, cosa ascolti oggi, magari anche fuori dall'Italia? C'è qualche lavoro che ti ha convinto, che è uscito Recente o parli più in generale? magari degli ultimi 2 anni, da quando ci Degli ultimi sentiamo? 2 anni, caspita che fregatura, degli ultimi 2 anni o 20? Perché forse tu hai detto... Ho detto 20. Vabbè. Ho detto gli ultimi 20 anni, dal 2006. È successo un po' di cose. No, delle cose più recenti, allora in ambito più edonistico, adesso tu mi dirai, ma davvero? Sì. Io sono fan di certe soluzioni narrative di 2 Chainz, Beh, vabbè, che è però che uno figata. che però devi andare a fare un po' cherry picking, come Sì, cherry sì. picking, Questa non ce l'ho io. caspita. Ce l'ho io però. Devi andare a pescare Devi andare un po' a sì, pescare qui e lì, però ecco, lui è uno che da un punto di vista proprio di rap, di pop spudorato, dirty, unto, sporco, Grasso, sì. ATL, Atlanta, Mhm. mi piace. Poi chiaramente se ti devo dire è la cosa che preferisco uscita da Atlanta, no, sicuramente gli Outkast. Però lui mi piace, è davvero bravo, ecco, non puoi dire nulla. Invece adesso cosa ti aspetta? Oggi Oggi. parte Oggi l'in-store, è partito l'in-store, ci sarà un bel giro ci sarà un bel in giro. giro. Sarà un bel... Che rapporto c'è con l'in-store? Con l'incontro abbastanza così veloce con chi ascolta? Ha Sono ascoltato? thrill all'idea, sono Thrill. abbastanza thrilled perché sono forse 10 anni che non faccio un giro di questo tipo e quindi chiaramente essendo per ragioni anche di congiunture internazionali rimasto fermo per tanto tempo, cioè, in store forse dal 2020, 2019, Ok. 2020, insomma, conosciamo il motivo. Sono molto contento di fare un giro. Poi l'in-store è anche, oltre al fatto che chiaramente stai promuovendo il tuo disco, cioè, le librerie, i negozi vendono i dischi, però è anche la possibilità di parlare con le persone che non hanno ancora ascoltato il disco e Sta roba quindi qua, che sì. ti dicono aspettative, cosa è. E questo è, oppure l'hanno ascoltato in maniera superficiale. Per te che l'hai fatto, un po' è liberatorio perché sei riuscito a fare un disco ed è arrivato a qualcuno. Ok. Perché nel processo produttivo ci sono dei momenti in cui dici: "No, questa volta non sì. ce la arriva. faccio, non riesco Ad arrivare. non riesco ad arrivarci, non ho sufficiente stamina". Stamina c'è. No, Dai, stamina no, non- vabbè. però sì, oltre ad essere liberatorio per me, poi è anche piacevole comunque. A parte che girare per l'Italia è molto È piacevole. questa roba qua, sì. carino. Poi è una bella stagione, Insomma, sai, Esatto. molto figo. Adesso chiudiamo con l'ultima domanda, allora, di consigliarci un brano non hip hop. un brano non hip hop italiano o Quello che Come vuoi. preferisci? allora un brano non hip hop recente, ma no, ditemi se è italiano o Ma no, andiamo Fai fuori. tu, sì, fuori, vai. Sì, andiamo fuori fuori dall'Italia. dall'Italia, sì. Va bene anche Lugano, cioè nel senso non è che dobbiamo andare... Chissà dove. Lugano, no, allora sai, un brano che in questo momento ti direi, ma io se posso citarti un brano di questo disco che è Ottaviano, che è nato in studio da una domanda che era: ma che peccato, perché noi non siamo in grado di fare una ballad degli Earth, Wind and Fire?
E quindi da questa idea abbiamo cercato di fare una ballad degli Earth, Wind and Fire come genere. Tu lo ascolti e dici, ma questa non è una ballad, non c'entra niente. Cioè, se gli Earth, Wind and Fire avessero fatto una ballad così, non sarebbero mai durati neanche un giorno. Vero, però è una questione di punti di vista, perché adesso tu ti ascolti il mio e dici, ma invece ascoltati una ballad degli Earth, Wind and Fire, e esatto. poi ti rendi conto che è tutta una questione. Per loro magari quello sarebbe un fallimento, un'onta dalla quale non si riprenderebbero mai. Per me invece era un brano degno di essere nella tracklist di Doppia Mozzarella, da Grande. oggi ovunque. Fuori ovunque. Esatto. Fuori ovunque. Ma scusa, quindi, dato che non deve essere un brano tuo, mettiamo una ballad degli Earth, Wind and Certo, Fire. sì. Vai. Perfetto. Sì. Va bene. Grazie mille. Grazie a voi, grazie a voi Grazie. del Un tempo, dello abbraccio. spazio, e già del tempo dello spazio non è poco. Esatto, cos'è che Ma- manca? Tempo, spazio, profondità. Ma aspetta, profondità è l'unica cosa che ci manca, siamo un po' Esatto. superficiali, però Un po' sì. Grazie Dargen. grazie ragazzi, buon tutto. Mi sa che mi faccio la doppia H.